Fiaccolate e convegni per celebrare il 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, ovvero il codice etico per occuparsi seriamente delle persone. Era il 10 dicembre del 1948 quando a Parigi veniva firmata la Dichiarazione sui diritti universali. 70 anni sembra non siano bastati a creare ciò che la Dichiarazione intendeva fare, a cominciare dal rispetto degli esseri umani. Invece siamo qui a ripercorrere le atrocità commesse nel corso degli anni in varie parti del mondo con un numero impressionante di vittime. Ad Agrigento la giornata è stata caratterizzata da un incontro con gli studenti del liceo Empedocle. Diritti universali, c'è ancora secondo lei tanto da fare malgrado siano trascorsi 70 anni dalla proclamazione? Sì, in realtà questa è una delle motivazioni, ma non l'unica, per cui il liceo Empedocle ha voluto oggi celebrare con una semplice ma sentita manifestazione questo 70° anniversario della proclamazione dei diritti universali dell'uomo e del cittadino, ritenendo non solo che parlare di diritti umani sia comunque in ogni tempo e in particolare per la scuola un impegno etico, sociale, civico fondamentale, ma ritenendo anche in questo senso di dover condurre un'azione di sensibilizzazione importante, soprattutto tra i giovani, proprio alla luce di quella frequente negazione di diritti umani a cui oggi, ahimè, spesso assistiamo. Abbiamo pensato intanto di organizzare questa manifestazione in collaborazione con il Soroptimist Club di Agrigento. Abbiamo cercato soprattutto di coinvolgere, facendo anche una scelta, i ragazzi più piccoli, sono ragazzi delle 4ª classi ginnasiali che frequentano attualmente le prime sezioni del liceo internazionale Cambridge, perché abbiamo voluto proprio affidare a questi ragazzi una lettura del testo, il testo elaborato e proclamato appunto dall'ONU, che vorremmo proporre non solo in italiano ma anche in inglese. Soroptimist Day oggi in tutto il mondo, quanti diritti negati e cosa sta facendo il Soroptimist? Tantissimo, noi lavoriamo soprattutto per i diritti delle donne e dei bambini, lavoriamo moltissimo sulla violenza di genere, ma anche nel mondo su delle emergenze particolari come la mancanza d'acqua, la mancanza di cibo, la mancanza di istruzione. Lavoriamo sugli stereotipi, sulle discriminazioni e veramente sappiamo che a 70 anni dalla dichiarazione siamo molto indietro. Giorno conclusivo della campagna Orange the World, una campagna che il Soroptimist promuove a livello europeo contro la violenza di genere. È una campagna molto importante che ci ha visti 16 giorni attive sul campo, anche con l'illuminazione di alcuni luoghi simbolo di questa città, quale l'Ulivo Saraceno e la Valle dei Templi, grazie all'Ente Parco, e il busto del filosofo Empedocle, sito nell'atrio del liceo classico Empedocle.